Addio Re Giorgio, finalmente dopo 62 anni che sei in politica, tra un po' te ne vai, anche se probabilmente ti prenderai la carica di senatore a vita, quindi con altri 15.000 euro al mese. Mi complimento con te in particolare, Re Giorgio, per la tua coerenza. Una volta che sei stato interrogato dai giudici di Palermo, con riferimento a quanto sapevi per la trattativa tra lo Stato e la mafia, hai subito chiesto che questo interrogatorio fosse stato trascritto, ciò che hai detto, per poi divulgarlo ai terzi. In particolare questa sua trasparenza a favore della collettività non è, non è coerenza, cioè non c'è una grossa coerenza, perché in realtà ricorda che tu hai fatto distruggere con l'intervento della consulta le tue intercettazioni telefoniche per quello che hai detto, quindi da un lato ti fai distruggere per tutto quello che combini, dall'altro subito vuoi dimostrare che sei trasparente alla collettività facendo trascrivere e pubblicare l'interrogatorio che hai detto, quindi insomma sicuramente molti scheletri nell'armadio da nascondere. Fortunatamente te ne vai dopo 62 anni di politica, sicuramente non ti rimpiangeremo, anche se prenderai la carica di senatore a vita, e il giorno che non ci sarai più, ricordiamo che la tua famiglia, come essendo un parlamentare, avrà diritto a circa 270.000 euro, perché chi ha meno di 50 o meno di 60 anni ed è parlamentare si prende oltre 500.000 euro, come una sorta di assicurazione sulla vita, mentre chi ha oltre i 60 anni, non mi ricordo, 65, quindi sicuramente tu con i tuoi quasi 90 anni rientri ed è parlamentare, quindi avrà diritto a circa 270.000 euro in più i 15.000 euro mensili che ti prenderai come parlamentare. Insomma, hai ancora, non sarai più diciamo capo del Stato, ma continuerai a intascare un bel po' di soldi. Fortunatamente te ne vai. Addio per sempre. Ciao ciao.